detto che parleremo di Venezia tra qualche istante, una Venezia che si sta spopolando di residenti, mentre invece c'è e continua l'invasione dei cinesi. Guardate. Al di là della casa che costa, che per tanti è appunto un grosso problema economico affrontarlo, ma se non c'è lavoro non c'è niente da fare, bisogna appunto pensare a creare diversità di lavoro e non solamente attività turistiche. 49.999, scritto così nel formato grafico dei numeri civici, ma questa volta si tratta di altro, è l'indirizzo che ormai da tempo ha preso l'intera Venezia. Oggi, come indica un contatore continuamente aggiornato in campo a San Bartolomeo, i residenti della città sono 50.134 e dentro l'estate il numero scenderà sotto la soglia dei 50.000. I goliardi di Venezia.com, che già organizzarono il funerale di Venezia, indicano una data, 11 luglio, da serenissimi a rassegnati, con la città ormai trasformata in un parco per turisti. Il problema del turismo è sempre quello. Il turismo va bene, però qualcosa dovrebbero dare anche i veneziani. O comunque case comunali, fare i bandi di comune, dare le case ai giovani, non lo fanno. E pensare che nel 1951 erano 174.000 gli abitanti di Venezia. Fare la spesa è un dramma, perché coi ponti, che c'è tante cose che non va. I piccoli cartelli sulle vetrine dei negozi, sui corrimani dei ponti, sulle cabine telefoniche indicano un percorso irreversibile, il calo straordinario degli abitanti di questa città. A lanciare l'allarme, se ce n'era bisogno, il blitz di un anonimo collettivo di nostalgici. Manca davvero poco, ci vogliono dire. Canareggio, uno dei festieri più popolari della città. Qui i residenti sono ancora tanti anziani per lo più. Venezia era abitata da tantissima gente, ma bisogna essere amanti anche di Venezia, non di vedere cosa qua domani devo stare a Marghera. Io ho due figli, anche loro domani finito andranno a lavorare all'estero perché a Venezia non c'è niente. E mentre si preparano ticket e tornelli per fermare l'invasione dei turisti, chiudono i negozi, si svuotano le scuole, diminuiscono i servizi. 25 anni che sono in Italia, quindi